la messa in discussione dei diritti sul lavoro non stanno risolvendo i problemi. Bisogna agire sulle cause che hanno prodotto questi problemi. Io continuo a pensare che sarebbe necessaria una patrimoniale, i soldi vanno trovati dove sono, non chiederli a quelli che non ce li hanno. Credo che ci vorrebbe un piano straordinario di investimenti, una politica davvero che combattesse la corruzione, e poi bisogna chiedere all'Europa, visto che capi di Stato arrivano anche nel nostro Paese in questi giorni, c'è bisogno di un cambio in Europa, non ci può semplicemente essere l'euro e tagli, bisogna trovare il modo di distribuire il debito tra tutti e di fare dei fondi che permettono di ripartire con gli investimenti per creare lavoro. Poi io ero tra quelli che pensavano che caduto Berlusconi era utile andare a votare, perché trovo che il Parlamento deve essere un Parlamento che ha il consenso delle persone. Quello che noto, che mi sembra che stia emergendo, è sempre di più una distanza tra le persone e quelli che li rappresentano. Questo elemento, se non si vuole andare verso pericolose strade autoritarie, va recuperato attraverso un voto e una discussione dove ognuno deve dire prima quello che intende fare e avere il mandato per poterlo fare. Questo è l'elemento che noi poniamo, perché vediamo il rischio che la democrazia in Italia e in Europa possa essere a rischio, e noi vogliamo invece difenderla, estenderla e garantire ai lavoratori la possibilità di essere cittadini in ogni luogo, ad esempio anche all'interno degli stabilimenti della Fiat, come è noto, che continua a essere condannata per comportamento antisindacale, continua a fare discriminazioni, non fa investimenti, sta prendendo in giro il Paese, il governo e il Parlamento non parlano, e credo che questa è un'altra cosa che noi oggi vogliamo dire con forza in questa giornata. E sulla querelle Fornero esodati, Fornero INPS? Come ho detto prima, io la smetterei, un suggerimento, direi a tutti: smettete di dare i numeri, perché il problema non sono i numeri, i problemi sono i diritti e le persone che ci sono, e bisogna trovare delle soluzioni, e le soluzioni vanno trovate garantendo agli accordi sindacali che sono stati fatti la sua applicazione, per impedire che ci siano licenziamenti e per favorire quelle riorganizzazioni che sono state concordate con le persone. Io credo questo si possa fare, si debba fare, e sarebbe utile, anziché polemiche sterili, andare al merito dei problemi e dare una speranza e una prospettiva alle persone. Lei è fiducioso in questo governo? No, io non sono proprio per niente fiducioso, perché considero che le cose finora fatte non vanno bene e io penso che sia necessario un cambiamento. Noi proprio sabato scorso abbiamo organizzato un'iniziativa chiamando tutte le forze politiche, intellettuali, proprio per dire che questa crisi è grave e che secondo noi una delle ragioni che ha prodotto questa crisi in Italia e in Europa è che il lavoro, gli interessi di quelli che lavorano e che pagano le tasse non sono stati fino ad oggi rappresentati. Quindi noi abbiamo posto questo problema, e questa secondo noi è la base anche per costruire un'alternativa vera, però in questo noi facciamo sindacato, mi auguro che chi intende fare politica capisca che deve passare dalle parole ai fatti e deve costruire un rapporto democratico con le persone che vuole rappresentare. Lei ha detto che vi aspettate qualcosa, vi aspettate delle risposte. Beh, noi non siamo un sindacato, e credo i lavoratori che sono venuti qui non sono semplicemente venuti qui per dire che non sono d'accordo e per protestare. Noi vogliamo delle soluzioni, vogliamo dei risultati, e siccome pensiamo che ci siano dei temi in particolare sia per quello che riguarda la politica industriale. Noi qui oggi abbiamo tanti lavoratori di Finmeccanica che si operano perché stiamo dicendo che noi siamo contro la svendita di Ansaldo Breda, siamo contro la svendita di tutta la parte civile. Siamo, secondo noi, di fronte a una scelta davvero sbagliata del gruppo dirigente di Finmeccanica, che deve essere fermata, che alla fine vuole concentrarsi solo sulle produzioni militari. Il governo deve intervenire, essendo l'azionista di maggioranza, il governo deve garantire e fare investimenti che diano una prospettiva utilizzando le tecnologie, le competenze e le intelligenze che ci sono. Così come noi siamo qui oggi per dire al Parlamento che faccia delle modifiche, perché ciò che sta discutendo cancellando l'articolo 18 noi non siamo d'accordo e non siamo disponibili ad accettarlo, e anche al Ministro Fornero, in quanto Ministro del Lavoro, gli diciamo che è necessario, proprio per uscire da polemiche sterili, e noi non abbiamo nessuna intenzione di personalizzare, non ci piace quando si personalizza. Qui non è che il problema è una persona, il problema sono le politiche che il governo sta facendo, e allora il governo dia un segnale serio, che sta facendo sul serio, che tiene conto degli interessi, e dica che è pronto a trovare
trovare una soluzione vera per garantire anche a quelli con questo nome un po' strano, esodati, sono persone, sono lavoratori